la mia amica Lina Intruglio per l'invito, perché ha voluto che io potessi condividere con lei questo momento speciale della presentazione del suo libro di poesie Sassi di mare siciliano. Poi torno al discorso che facevo poc'anzi sulla poesia e sui poeti. Secondo il mio punto di vista i poeti non esistono, esiste la poesia dell'uomo, e c'è una poesia dei pensieri e c'è una poesia dell'anima. La poesia dei pensieri è quella poesia che molto spesso noi abbiamo conosciuto, i grandi poeti, quelli che prediligono un tecnicismo sfrenato, quelli che non sbagliano una virgola o un punto. Poi c'è la poesia dell'anima, che è quella che tu pratichi, quella che tu ricerchi, quella che tu fai, quella che anch'io faccio e scelgo, perché è la poesia che ci costringe a entrare dentro di noi, a cercare in quella che io considero, come lei ha ricordato, terra di dentro, quindi l'anima, a cercare l'unico poeta in assoluto che è Dio. Noi attingiamo, noi poeti che ci percorriamo dentro, che cerchiamo di conoscere questa terra, e attingiamo ai versi che Dio ci suggerisce, per cui non diventiamo poeti possessori dei versi, ma giardinieri, distributori di questi versi che noi cogliamo da questo giardino meraviglioso che è l'anima, nel quale Dio ha scritto qualcosa per noi, ed è chiaro che non sono nostri, se è Dio che li ha scritti per noi. Allora il fatto che ci possiamo incamminare dentro e che ci possiamo mettere umili vicino a questa terra ed ascoltare l'eco di quella parola che è più grande di noi, che è il mistero e che ci ammanta, ci coinvolge, per noi è un grande privilegio. Allora il tuo percorso, secondo me, perché non ci definiamo poetessa, cioè siamo lì in cammino dentro di noi per scoprire chi siamo, e Dio ci aiuta attraverso la poesia a scoprire chi siamo. Per questo la poesia non è poesia dei poeti, ma è la poesia dell'uomo, perché l'uomo la attinge alla parte più intima e spirituale che egli possiede, che è l'anima, che è questa terra di dentro. E questa è la mia sensazione, non so se la condividete, però volevo trasmettere questo mio sentire. Grazie. Allora, io ho scelto Nessuna mai. Amare come ti ho amato io, nessuna mai. Desiderarti come il mio respiro, nessuna mai. Toccarti come avrei voluto io, nessuna mai. Sognarti come ti ho sognato io, nessuna mai. Respirarti a risveglio, amore mio, come ho desiderato io, nessuna mai. Camminare con te su spiagge calde, soffermandoci solo per perderci, gli sguardi innamorati, nessuna mai. Come ho immaginato io, nessuna mai. Ne sono certa ti amerà come avrei potuto amarti io, come t'amo io. Allora, vi ringrazio ancora per essere stati assieme a noi. Il tempo è volato e forse non ce ne siamo neanche accorti, segno che in qualche modo, al di là dei soggetti che hanno parlato, intendo me naturalmente, vuol dire che era piacevolissimo quello che abbiamo vissuto. E vi ringrazio nella speranza che non solo la seconda o la terza di Lina, ma possa essere la quarta, la quinta, e che anche qualcuno di noi possa ogni tanto esercitarsi. A me piace molto scrivere poesie, però le scrivo per me evidentemente, no? E fra le altre cose, come dicevo all'inizio, la poesia come reminiscenza, come ricordo, io ho cominciato a mettere sulla carta quando mi mancava il profumo della Sicilia, la zagara di questi giorni lì nel Veneto, no? Tant'è che ho cominciato come carne mia, ti amo Sicilia. E poi quello che abbiamo fatto tutti,
Ragazzo sognavo un lungo treno che mi portasse via a giorni uguali, adulto